Grazie dottoressa Barbano. Devo parlare appunto della formazione continua in psicologia. È un tema abbastanza delicato e diceva prima il collega David, la psicologia è un ponte. Credo che gli psicologi in questo momento siano proprio in mezzo a questo ponte. Siamo tutti in trepidante attesa dell'approvazione del decreto Lorenzin che sancirà la nostra collocazione definitiva all'interno del Ministero della Salute come professione sanitaria, e questo comporterà sicuramente anche degli obblighi. Abbiamo parlato e abbiamo sentito parlare di dimostrazioni, di costi-benefici, dell'importanza della psicologia. Stiamo effettivamente entrando sempre di più anche nella testa degli amministratori, come dice bene la collega Bravi, ed è importante che sosteniamo, no, le unità di psicologia, gli psicologi che intervengono nelle cure primarie in modo sempre più massivo, no, all'interno della società e dei servizi. Per fare questo però è chiaro che a noi richiedono dimostrazione non solo di efficacia ma anche dimostrazione di competenze. Le competenze le possiamo acquisire solamente attraverso la formazione. Dicevo che siamo a metà di un guado perché la formazione per gli operatori sanitari, quali noi mezzi siamo in qualche modo, è sancita ormai dal 2002 con il sistema ICM di educazione continua in medicina e è presente però, come tutti sanno, la delibera del Consiglio nazionale del 2005 che indica l'obbligo di formazione continua in medicina solamente per gli operatori, per gli psicologi che operano all'interno del del sistema sanitario nazionale magari, e con le strutture accreditate. E a questo punto si è determinato negli anni che alcuni hanno seguito l'obbligo di frequentare i corsi ECM, altri no, altri ne hanno fatti un po'. Si dimentica, però questo ci tengo a dire oggi, che sempre di più fortunatamente gli psicologi entrano a lavorare in strutture accreditate per le quali è necessario richiedere l'adempimento degli obblighi del sistema ECM. Cioè ci sono molte strutture in varie regioni d'Italia, in Friuli ce ne sono poche, devo dire purtroppo, ma in molte regioni mi giungono voci di strutture che si accreditano presso il sistema sanitario nazionale o regionale e che nel momento in cui vanno ad assumere uno psicologo gli chiedono il certificato di adempimento alla formazione continua. Per cui si ritrovano molti colleghi che hanno detto vabbè, io non lo devo fare perché lavoravo nella tale cooperativa, facevo l'educatore, se vuoi essere assunto però mi devi dare il certificato degli ECM, che poi magari lo vedremo, è uno degli obblighi recenti o nuovi proprio degli ordini regionali, rilasciare questo certificato. Ecco, per cui io credo che sia molto importante tenere presente che la formazione va comunque fatta, fa parte della nostra, credo, anche dignità professionale, è sancita appunto oltre che dalla legge istitutiva degli ICM, abbiamo anche le due importanti leggi, quella del 13 agosto del 2011 che sancisce proprio l'obbligatorietà di tutti i professionisti a seguire percorsi di formazione, la legge 137 che dopo abbiamo raccolto anche come CNOP del 2012 sulla riforma degli ordinamenti professionali, il nostro codice deontologico che lo prevede proprio come obbligo deontologico degli psicologi, e a fronte di questo poi verrò nel dettaglio. A fronte di questo dividerò le cose che dico nella parte sull'obbligo degli ECM che ritengo importante e fortunatamente anche questo evento è stato accreditato nel sistema ECM
Ma non è così frequente perché ci sono dei costi, l'organizzazione è complessa anche per chi deve organizzare e per cui una parte sull'obbligatorietà dell'ICM e una parte sul nuovo sistema che abbiamo chiamato educazione continua in psicologia, di cui vi presenterò in sintesi un'anteprima in quanto è stato deliberato verrà deliberato dal Consiglio nazionale oggi pomeriggio, per cui vi porterò questa piccola anteprima oggi. Allora, per quanto riguarda, devo dire ancora due dati che non sono riuscito a mettere nelle diapositive perché sono riuscito a recuperarle solamente ieri ed ero in giro per l'Italia. Due dati significativi. Riguardo all'obbligo ECM, sui 104.000 circa obbligati, cioè censiti come soggetti all'obbligo di formazione, e sui 110.000 circa iscritti agli ordini, che cosa vediamo? Che circa la metà, circa poco meno della metà, 43.000, stanno frequentando dei corsi di formazione che sono soggetti all'educazione continua in medicina. Però di questi 43.000, cioè circa la metà degli psicologi italiani, solamente 8.000 hanno completato l'obbligo. Può sembrare poco, ma se consideriamo che sono circa dai 5 ai 6.000 i dipendenti del Sistema Sanitario Nazionale, vediamo che abbiamo un esubero di 3.000 colleghi che stanno credendo nella formazione e stanno frequentando i corsi ECM, però significa che qualche cosa come più di 90.000 colleghi in qualche modo sono ancora in mezzo a quel ponte e non sanno che cosa devono fare. Ed è per questo che come Consiglio nazionale ci siamo fatti carico di rivedere, di riprendere un nuovo regolamento che si affianchi al regolamento dell'educazione continua in modo da garantire l'acquisizione di crediti formativi ufficiali, spendibili pertanto anche nell'assunzione, anche per tutti i colleghi che non lavorano nel sistema sanitario nazionale, che non fanno la professione sanitaria, anche se Fulvio Giardina ci ha detto che è tutto sanità, questo è l'intendimento del decreto Lorenzin, ma tutti i colleghi che attualmente lavorano in ambiti della psicologia un po' più lontani dalla prestazione strettamente sanitaria, possiamo citare la psicologia scolastica, la psicologia dell'organizzazione, la psicologia del lavoro. Ecco, per questi colleghi è importante dare la possibilità di acquisire crediti che siano omologati ai crediti ECM e che possano essere raccolti all'interno della raccolta che fa per conto degli ordini il COGEAPS, legato appunto all'Agenas, all'Agenzia di Formazione, per cui qualche cosa di ufficiale a livello nazionale, in modo da poter avere un'omologazione dei crediti, sia che siano fatti nel sistema ECM, sia che siano fatti nel nuovo sistema che approveremo oggi, che si chiamerà ECP, Educazione Continua in Psicologia, in modo da poter avere il nostro certificato di assolvimento dell'obbligo ECM. Forse sono stato molto chiaro, ma in caso poi potrò chiarirvelo un po' meglio anche dopo. Allora, in questa situazione vado velocemente su quelle che sono le novità. Voi sapete che dal 2002, molti dovrebbero già saperlo, ma repetita iuvant, io ho visto anche con i colleghi dell'ordine, sono cambiate, ogni triennio vengono cambiati quelli che sono gli obblighi formativi. Per il triennio in corso, che prevede gli anni 2017, 18 e 19, siamo già alla fine del primo anno, l'Agenas, che è l'agenzia
che opera per conto del Ministero della Salute, che si occupa appunto della regolamentazione, del controllo di tutta la formazione continua di tutti gli operatori sanitari, tra l'altro, per cui medici, infermieri, fisioterapisti, eccetera, ha stabilito, questa appunto la determina nuova, determina che per il triennio 2017-19 il debito formativo è sempre viene mantenuto in 150 crediti formativi, ma ha introdotto un'importante novità che non tutti sempre ricordano, cioè viene abolito il limite minimo che era 25 e massimo di 75, come era nel triennio precedente, e ha determinato una distribuzione libera dei crediti nel triennio, cioè significa che i 150 crediti possono essere raccolti anche in un solo anno, sia nel primo e poi per gli altri 2 anni non vengono fatti, oppure solamente nell'ultimo. Per cui c'è una maggiore libertà nella frequentazione dei corsi che possono essere accreditati. Tutti i corsi sono ovviamente registrati, vengono inviati ad Agenas, Agenas poi li trasmette a Cogeaps, il quale tiene la banca dati per conto di tutti gli ordini, prende i dati dall'ordine nazionale e li introduce in una posizione personale dalla quale poi si può ricavare qual è il numero dei crediti che ciascuno di noi ha maturato. Ci sono, come per il triennio precedente, delle riduzioni, una sorta di bonus per chi ha eseguito la formazione nel triennio precedente, per cui chi ne aveva raggiunti da 121 a 150 c'è una riduzione di 30 crediti, e per chi ne aveva fatti da 80 a 120 una riduzione di 15, per cui il fabbisogno, cioè l'obbligo in qualche modo viene ridotto nel triennio successivo. Chi invece dovesse iniziare da subito, ovviamente resta il debito dei 150 crediti, così come per quelli che vengono assunti nelle tipologie che dicevo prima. I crediti acquisiti in eccedenza non hanno validità al fine del soddisfacimento del bisogno, cioè dobbiamo fermarci a 150, se ne facciamo 180 non li possiamo portare nel triennio successivo, ma dovremo attendere quello che sarà poi la determina di Agenas su quelli che saranno poi gli sconti. Ci sono dei vincoli, li riprendo qui, li ripeto, ma perché li abbiamo ripresi poi anche nel regolamento nazionale, che almeno il 40% dell'obbligo formativo deve essere fatto come partecipante, mentre il 60% può essere dedicato a dei percorsi formativi a scelta. Che cosa significa? Significa che praticamente noi dobbiamo seguire dei corsi di formazione, degli eventi formativi come questo, che danno luogo a 5, 6, 8 crediti, quelli che sono generalmente un credito ora, questa è la parametrazione, ma poi abbiamo la possibilità di acquisire crediti attraverso le altre possibilità che ci dà il sistema e che abbiamo previsto anche noi nel regolamento ECP, e cioè l'autoformazione, la formazione reclutata. Adesso vado di corsa perché poi li ritrovate poi nel sito dell'Agenas o anche nei vari siti degli ordini. Noi in Friuli l'abbiamo fatto, so che anche l'Abruzzo lo tiene molto aggiornato, l'Emilia Romagna, eccetera. Per cui la partecipazione a convegni, ai congressi, l'attività di ricerca, il tutor individuale, l'attività di tutoraggio, ovviamente, i crediti esteri e così via. Questi vanno a comporre quello che è il 60% della facoltà che abbiamo di raccogliere i crediti individualmente. Nell'accordo
Stato-Regioni, che viene fatto sempre ogni 3 anni da Agenas, appunto con i vari rappresentanti delle regioni, hanno istituito ovviamente il dossier formativo, su cui vado veloce in quanto è un sistema recentissimo, che è possibile in qualche modo che ogni professionista vada a compilare, a comporre, andando a creare quello che è il suo dossier, dove si fa una programmazione dei crediti che intende acquisire, e in questo modo potrà in qualche modo scegliere quello che sarà il suo percorso per quanto riguarda la formazione. È un'occasione anche per le organizzazioni, anche per le aziende, vengono istituiti i vari dossier formativi per chi lavora nelle aziende sanitarie, per orientare ovviamente le scelte formative e valorizzare le specifiche competenze che ciascuno ha. Dicevo, come ho detto prima, possiamo raccogliere i crediti con la formazione sia residenziale sia tramite FAD, ultimamente ne stanno uscendo parecchie proprio per favorire l'acquisizione di crediti, non devono superare ovviamente i 50 crediti, la formazione sul campo, la formazione blended, mista, che può essere l'uno o l'altra, e appunto, come dicevo prima, le pubblicazioni, il tutoraggio, i crediti esteri, l'autoformazione che va nell'ordine del 10%, è una sorta di bonus, devo dire, che hanno fatto prevalentemente per i medici. Significa che nel momento in cui voi andate ad accedere alla vostra posizione su Cogeapps, avete diritto, tutti noi abbiamo diritto a un 10% dei crediti, per cui su 150 sono 15. Per l'autoformazione c'è un modulo di autocertificazione dove ogni professionista dichiara di aver studiato un libro, aver visto un video significativo o comunque essersi formato. In questo modo l'autocertifica, la consegna e dà il riconoscimento di un massimo di 15 crediti che vanno ulteriormente ad alleggerire il carico di quello che dobbiamo fare. Ripeto allora ancora, la formazione accreditata e la formazione individuale, e non possiamo acquisire più di 50 crediti, come ho detto prima, per ogni singolo evento, per cui anche gli eventi FAD che vengono fatti dobbiamo stare attenti se nascendo poi offerte di formazioni crescenti, soprattutto nelle FAD, cerchiamo anche di andare a vedere la qualità delle cose che ci offrono, che non ci siano poi truffe o cose del genere, perché nel momento in cui si amplia il mercato, ritorno ai dati che dicevo prima, se parliamo di 90.000 colleghi che devono formarsi, è chiaro che questo creerà nell'immediato proprio sicuramente un ingresso sul mercato di agenzie di formazione, di proposte di formazione di tutti i tipi, che poi dobbiamo un po' andare, io credo, anche a selezionare. Ecco, possiamo saltare questa parte qui che le potete trovare da tutte le parti. Per la formazione a distanza ovviamente viene assolutamente considerata valida. Abbiamo notato che è molto sottoutilizzata, abbiamo fatto una ricerca anche come CNOP, una ricerca un po' così, non sistematica, ma l'adesione alle FAD è molto tiepida. Questo determina un rallentamento nell'acquisizione dei crediti, sia perché non viene considerata fondamentale, dato che non è necessario allora non la faccio, mentre io credo che molte formazioni potrebbero essere fatte proprio attraverso questo modo e avere un po' riuscire ad adempiere a quello che è il nostro adempimento potrebbe essere molto utile. La formazione all'estero viene ovviamente riconosciuta all'interno del 50% per chi la fa fuori, e nel caso appunto che l'evento sia
accreditato all'estero abbiamo un massimo di 25 crediti ECM. Ci sono le pubblicazioni e vengo velocemente al punto sulle certificazioni, che è una prassi che in psicologia non è tanto seguita, non so quanti, qui siamo circa 150, non so quanti abbiano richiesto all'ordine il certificato per il triennio 2014-2016. Credo pochi, se non nessuno. Perché uno dice, e cosa me ne faccio del certificato? In alcuni contesti è addirittura obbligatorio per i dipendenti nei passaggi di livello, nelle assegnazioni di incarichi di struttura semplice o di struttura complessa o addirittura di direttore di distretto o di dipartimento viene richiesto il certificato assolutamente, e però come dicevo prima sarà richiesto o viene richiesto da tutte quelle strutture private accreditate che vanno a accreditarsi col sistema sanitario nazionale, per cui è importante che i colleghi sappiano che l'ordine, purtroppo, dico perché è un aggravio per la parte amministrativa, è tenuto a rilasciare il certificato di assolvimento dell'obbligo formativo attraverso il sistema appunto del COGEAPS. Il certificato è obbligatorio ed è l'unico documento che valida l'ottemperanza della legge sugli ECM, in quanto ratifica l'attinenza dei numeri di crediti acquisiti per la propria professione. È comunque un'attestazione, dico anche per i giovani che si immettono nel mercato del lavoro, che va a comporre comunque un curriculum, è una parte secondo me della carta d'identità che noi andiamo a mostrare nel momento in cui nel curriculum citiamo una serie di corsi, convegni che abbiamo fatto, ma se non hanno un accreditamento, se non hanno una corrispondenza con dei crediti che siano riconosciuti e validati dall'ordine, possono avere anche molto meno importanza, meno validità. Per cui, ripeto, gli ordini possono e devono rilasciare l'attestato di partecipazione al programma o il certificato di completo soddisfacimento dell'obbligo formativo, cioè l'ordine, accedendo con le proprie credenziali al sito del COGEAPS, al portale del COGEAPS, può rilasciare un certificato che è parziale, cioè il collega ha partecipato al programma in qualche modo, oppure ha raggiunto il completo soddisfacimento dell'obbligo formativo. Ci sono gli esoneri, qui, e le esenzioni che sono importanti da tenere in considerazione, perché quanto dico qui viene riportato anche nel programma di educazione continua in psicologia, per cui l'esonero può riguardare l'intero periodo, oppure possiamo avere delle esenzioni parziali che riguardano varie tipologie, le trovate sempre nelle delibere e sul sito di Agenas, che riguardano i congedi di maternità e paternità, il congedo parentale, le adozioni e l'affidamento dei figli, congedi retribuiti, aspettative senza assegni, cioè tutte queste categorie, l'adozione internazionale, l'aspettativa non retribuita, il permesso per gravi patologie, l'assenza per malattie, le aspettative per incarico di direttore sanitario generale. Cioè ci sono molte situazioni che vi invito ad andare a vedere, a tenere presenti, per le quali è possibile fare poi la richiesta di esenzione, in modo che quando andiamo poi a chiedere il certificato possa essere redatto in conformità con gli obblighi in qualche modo assolti. Gli esoneri non interrompono l'attività professionale e le esenzioni invece prevedono l'interruzione dell'attività professionale, cioè significa che se io ho un'esenzione
devo dire che in quel periodo lì non ho esercitato, e pertanto il periodo su cui calcolare i crediti formativi viene ridotto e riparametrato. Il COGEAPS, salterei questa parte, solamente ve la cito, è la struttura appunto dell'Agenas che raccoglie l'anagrafica di tutti gli iscritti e restituisce all'ordine i dati su quelli che sono i crediti raggiunti dai vari professionisti. COGEAPS tiene l'anagrafica di tutti i professionisti sanitari d'Italia, ha un portale di accesso a cui ogni iscritto, ogni collega psicologo può accedere in qualunque momento. Ci sono se volete andare a vedere sul sito dell'Ordine del Friuli, noi abbiamo fatto un piccolo tutorial sotto la voce come fare per ECM, c'è un piccolo tutorial che riprende le possibilità di accedere per ciascuno alla propria posizione, sono andato per curiosità, anche se si deve vedere zero, va a vedere qual è la propria posizione in modo da poter ricorrere se per esempio l'Ordine del Veneto non trasmette i dati dell'accreditamento di questa giornata e non li ritrova, e i colleghi giustamente andranno a protestare. Ecco, per cui questo è il portale del COGEAPS, voi cliccate dove c'è la freccia, vi indicano come fare, ci sono da mettere gli username e la password, entrate dentro, appunto sono un iscritto, e a quel punto vi danno la possibilità di accedere immediatamente, e ognuno vede la propria posizione, oltre all'ordine che volendo va a vedere la posizione di ciascuno per vedere a che punto è. Ecco, vengo brevemente invece alla seconda parte, che è il regolamento che abbiamo costruito come Consiglio nazionale di educazione continua in psicologia, proprio per garantire la possibilità di acquisizione di crediti per eventi formativi che generalmente passavano sotto traccia, oppure non vale la pena, costa troppo. A quel punto non c'è più il pagamento, perché il sistema Agenas ECM prevede cifre anche importanti per chi volesse organizzare dei corsi. A questo punto gli ordini che automaticamente diventano provider, per cui enti in grado di produrre formazione, possono promuovere una formazione continua in psicologia, dedicata in psicologia, e a cui possono accedere indistintamente tutti i 108.000 colleghi. Questo regolamento deve andare di pari passo, deve essere ovviamente approvato dal Ministero della Salute, ma fa riferimento alle 3 leggi che dicevo prima, appunto la legge del 2011, la 138, poi modificata con la 148, il DPR del 2012, che stabilisce appunto che ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, il nostro codice deontologico all'articolo 5, per cui il mancato assolvimento dell'obbligo costituisce comunque illecito disciplinare, e gli ordini si stanno anche iniziando a muoversi per verificare appunto che la formazione ci sia, proprio perché dobbiamo essere garanti, come ho detto in apertura, che i professionisti che vanno a lavorare in sanità siano professionisti degni di questo nome, con un senso valoriale importante legato alla formazione. Abbiamo previsto in questo regolamento la piena corrispondenza tra il valore numerico dei crediti ECM e i crediti ECP, per cui un credito, sì ce la faccio bene, è pari a un credito ECP, in modo che un seminario sulla formazione, un seminario sulla deontologia, un credito all'ora viene poi registrato come assolvimento dell'obbligo formativo. Abbiamo mantenuto come sistema ECM il 40% dell'obbligo
formativo come partecipante ad eventi e 60 per percorsi formativi a scelta, e abbiamo previsto appunto che almeno 10 crediti nel triennio siano derivanti da attività e eventi formativi che riguardano l'ordinamento professionale, previdenziale e la deontologia. Corsi di aggiornamento ed eventi specificamente proposti dai consigli territoriali dall'ordine, e come attività formative integrative in quel 60% appunto che resta, relazioni presso le scuole di specializzazione, le pubblicazioni, l'insegnamento, le commissioni, la partecipazione alle commissioni degli esami di Stato. Riteniamo che sia un'attività professionale importante che vada riconosciuta come attività e come attività formativa. Attività di studio, l'attività di supervisione, perché il sistema ICM non prevede la possibilità di fare una supervisione, ma noi riteniamo che debba essere considerata un'attività importante all'interno di quel 60% e precipua della nostra categoria di psicologi, cosa che non hanno per esempio i medici o gli infermieri, e per cui le attività di supervisione saranno poi riconosciute ogni ora come un credito. Allora a quel punto io credo che possa diventare anche piacevole fare una formazione nel momento in cui lavoriamo, e lavoriamo non solamente dentro l'ambulatorio, ma lavoriamo anche nei nostri studi, negli studi privati o nell'associazione, e dimostriamo che questa è attività anche formativa. L'attività di tutoraggio per i tirocini obbligatori, anche per chi lavora nel pubblico sappiamo quanto lavoro comporti anche formare un tirocinante, sia per la sezione A che per la sezione B, e riconoscimento dei crediti ICP derivanti dalla partecipazione a eventi o congressi svolti dai provider accreditati anche all'estero. Abbiamo individuato dei compiti e delle attività che saranno purtroppo onerose, sia dal punto di vista della gestione delle risorse umane ma anche di tipo economico. Qui non c'è De Carlo, ma per cui ordini importanti come il Veneto, Lombardia e sicuramente Piemonte e Lazio avranno dei numeri molto importanti, però le attività del Consiglio territoriale saranno quelle di svolgere la funzione di provider. Questa è una cosa molto importante. Appunto, ma questo è importante. Per cui saranno accreditati e non avranno bisogno di chiedere niente a nessuno per promuovere una formazione, potrà realizzare gli eventi, dovrà redigere un piano informativo annuale regionale che poi sarà comunicato al Consiglio nazionale per la divulgazione a tutti, e rilascia appunto le certificazioni. Il Consiglio nazionale rilascerà le autorizzazioni ad avviare le attività di formazione per i provider. Questo sarà scritto in un manuale dei provider, in quanto noi prevediamo che possono esserci anche dei provider privati, in qualche modo, che si accreditano presso l'ordine, cioè l'ordine dirà sì, tu sei in grado di fare questo tipo di formazione per gli psicologi, rilascerà il certificato. Questa volta sarà gratuito, per cui io credo che ne nasceranno parecchi, visto i numeri che ripeto prima, parliamo di un mercato di 90.000 professionisti. Stimolerà sicuramente molti provider o molte organizzazioni a immettersi nel mercato con un'offerta formativa anche significativa di decine di migliaia di eventi, e questi dovranno essere ovviamente valutati attentamente dal Consiglio nazionale, proprio perché poi non possiamo immettere nel mercato professionisti che abbiano una formazione scadente. Per cui terrà un registro dei provider che si sono accreditati. E un'ultima cosa, appunto, non ci sono le sanzioni, ma ormai la certificazione ECM è importante, appunto, ripeto, per le assunzioni in strutture sanitarie pubbliche, per valutare i dirigenti di struttura complessa, e questo un po' è quanto siamo riusciti a concludere. Il programma di educazione continua
Noi ci auguriamo proprio in questi giorni di poterlo sottoporre al più presto all'approvazione del Ministero e partirà dall'anno successivo come obbligo, questo prevede il regolamento, quando sarà approvato dal Ministero. Mi fermo.